Ma chi l'avrebbe detto, questo mondo è sotto un tetto di perplessità. Qui si fa di tutto pur di cancellare il volto della verità. Vite a mezza strada tra un dolore e una risata che si inseguono. Noi davanti all'attimo fuggente siamo tutti senza età. Cambierà, è la vita che va, mentre noi siamo qua abbracciati a un miracolo. Cambierà, tutto viene da sé, quasi senza un perché, questo è il grande spettacolo. Cambierà, per guardare più su, ogni giorno di più, nell'immenso dell'anima. È un respiro profondo, è il respiro del mondo che si affanna con noi. È il respiro del vento, l'altalena del tempo che ci dondola. Cambierà, cambierà, se cambierà, ma rieccoci a Mille Voci. Con la loro melodia, il loro stile inconfondibile, tornano a Mille Voci i Romance. Scusami Claudio, ma si può dire? a tutti. Grande! Ciao Gianni. Ciao, Ma secondo te, Ciao, Steffi. Claude, io posso stare in mezzo a Siete uno che troppo mi... forti, troppo bravissimi tutti e tre. no. Ciao Gianni Drudi. Grande! Meritiamo... Noi abbiamo preparato una cosa stasera, un mix, un medley, come si dice? Medley. Medley. Dagli anni 70 agli anni 80. Ok. Un momento di più, ho Bella, bisogno di te. bella. E stiamo bene insieme. Bellissime. Però voi, visto che stiamo bene insieme, non dovete muovervi da qui. Non Ma ci vi- muoviamo. ma Fermi lì. Rimaniamo No, qua. vabbè, dai. Ma vi fidate? Come no? Ok. Queste Allora, voci qua. i Romance insieme a Drudy Nazzaro 100, medley successi! Oh yeah! Ricominciare non è possibile ormai, tra poco tu te ne andrai, almeno prendi ogni cosa che forse domani potrebbe parlarmi di te. Guarda un po' giù, non passa un cane perché c'è brutto tempo, ma tu vuoi andartene, sarebbe meglio aspettare un momento di più. Certo lo so, soffrire per un po' è il giusto prezzo che si paga per riavere la libertà dimenticata ormai da quando siamo noi, né io né te, ma solo noi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na,
bisogno del tuo sorriso, delle tue mani. Ho bisogno di te come ogni giorno del mio caffè. Ho bisogno, lo sai, dei sogni che facevi con me. Ho bisogno di te come del sole quando più non c'è. Ho bisogno di te, del calore che la notte mi dai. Scopro la verità guardando dentro gli occhi tuoi. Mi accorgo all'improvviso di tutto il bene che mi dai. Ecco, sorridi e poi con una scusa sfiori me. Mi rendo conto che stiamo tanto bene insieme noi. So che tornerà ancora la felicità di allora. Stiamo bene insieme, ci vorremmo bene, forse più di allora, ancora. Sei finalmente qui, ad occhi chiusi accanto a me, due teste sul cuscino, ci ritroviamo ancora noi. La senti la mia mano, accarezzarti il corpo e poi si ferma sul tuo seno. Sono certo che anche tu mi vuoi. So che tornerà ancora la felicità di allora. Stiamo bene insieme, ci vorremmo bene, forse più di allora, ancora. Stiamo bene insieme, ci vorremmo bene, forse più di allora, ancora. Siamo bene insieme. Che carica i Romas, che carica! Prossimo artista, grande amico di Mivilozzi, una voce straordinaria, è la storia del panorama musicale italiano, non soltanto vocale ma anche a livello musicale, perché è un chitarrista straordinario. Poi un successo su tutti, ti Facciamo ricordi? I miei cambierà. giorni felici. I miei giorni felici, ragazzi, mamma mia, ragazzi. una grande voce, Santino Rocchetti! Vieni Santino. Peso Tropical, Eccolo qua. con l'energia sanguigna di Santino, questa splendida... Oh papà! Cioè tu ragazzi non è che perdi il vizio, eh? No, no, io non ho vizi. No, certo, lui è... Questa è una questione d'arte. Ah, questa è una cosa artistica? Certo. Certo. Peso Tropical. Eccolo qua. Santino Rocchetti. Vado.
Vamos, vamos. Vamos a bailar. El baile del beso tropical. ¡Ay! Es un baile latinoamericano. Se baila con el cuerpo, la boca, la pasión y las manos. Tócame la boca, toca, al centro dove batte il corazón. Tócame la boca, toca, in fondo dove nasce la passione. Bésame come se besan tutti gli innamorati ai tropici. Bésame come se besa a Porto Rico, Haiti, Cuba, Santa Fe. Bésame come se un beso accendesse il sole dentro di me. Vamos, vamos. Poneme la manita sopra mi bocca y lasciala scendere sopra il corazón, a donde nasce la pasión. Y después sobre el ombelico, quello que siento lo sabes, pero no lo dico. Tropicale, può riscaldare tutti anche te. Un amore tropicale ti fa girare la testa, credi a me. Un amore tropicale ti fa bollire il sangue dentro te. Con un ballo del Caribe il cuore canta e ride come a Santa Fe. Con un ballo del Caribe il sole ride anche se non c'è. Vai, 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 besame come sai fare. Besame sì, con un beso tropicale. Dai, 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 c'è il Caribe dentro te. Bésame come se besa a Porto Rico, Haiti, Cuba, Santa Fe. Bésame come se un beso accendesse il sole a Santa Fe. Bueno, chica, bueno. Y ahora, poneme tu manita intorno a mi vida y fammi girar la cabeza tra la luna e il mar, come su una spiaggia tropical. ¡Vamos! Tócame la boca, toca, al centro dove batte il corazón. Tócame la boca, toca, in fondo dove nasce la passione. Bésame come se besa tutti gli innamorati ai tropici. Bésame come se besa a Porto Rico, Haiti, Cuba, Santa Fe. Bésame come se un beso accendesse il sole dentro di me. Vai, 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 bésame come sai fare. Bésame sì, con un beso tropicale. Dai, 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 c'è il Caribe dentro te. Bésame come se besa a Porto Rico, Haiti, Cuba, Santa Fe. Bésame come se un beso accendesse il sole di Santa Fe. Bésame come se besa a Porto Rico, Haiti, Cuba, Santa Fe. Può parlarlo con sombrero, con bandolero, come ti va? Bravo! Bravo Santino! Che bella avventura, mille voci! Che meraviglia, siamo diventati americani. John Jones. Jones e John Dwight. Stephanie! 100. Adesso vi do una chicca per l'artista che andremo Chi c'è? a... Guarda, senti un po', mi metto gli occhialini E a mente, da è una chicca a presentatrice. mente, Sì. Una chicca a mente. Una chicca a mente. Pensate che per molti anni è stato la voce fantasma di un famoso spot pubblicitario televisivo. E negli anni '80 forma un trio con altri due colleghi, Rosanna Fratello e il mitico Little Tony. Facciamo l'applauso. Applauso a grande Little Tony. I robot. Diventano i robot. Invece nel 2003
insieme sempre a Little Tony. Tony, una canzone che mi è rimasta qui come un trapano nel cervello, dal titolo straordinario che è Non si cresce mai. Ma A che mille bello. voci, signori e signore, Bobby Solo! Eccolo qua! Eccoti qua, il tuo microfono. Fratelli miei. Ciao, Grande fratello! Come stai? Bene, Sei un ragazzino. Sempre, Davvero? sì. Sei un bambino? andiamo dall'oculista? Allora, volevo in onore del grande mio amico Little Tony, ancora Sì. un applauso per Grande, favore. grande. So che Non lui si cresce mai. So che a lui farebbe piacere raccontare questo piccolo aneddoto che mi ha raccontato lui. Tanti anni fa a Milano, lui con una sua ragazza andarono in un ristorante e gli misero un prezzo enorme e lui con molta classe e stile disse: mi chiami il direttore. Arrivò il direttore tutto pallido. Cosa è successo? Niente, dice Tony, venga qua, mi abbracci. Perché? Perché con sti prezzi non si vedremo mai più. Viva Tony! Benissimo, È grande. stato un addio, era un addio. Era un addio. Diplomazia. Bello, bello. Cosa ci farai ascoltare in questa Allora, puntata? un rock and roll. Ok? È un rock and roll. Sento la mia voce due volte, sono due microfoni, sono due Bobby Solo. Sei Un stereo, rock and sei roll. stereo. Un'altra canzone napoletana che Gianni non mi spero criticherà per il mio accento romanesco. Assolutamente. Che una voce e una chitarra è un po' Che l'una. meraviglia. È la mia lacrima sul viso, la mia vecchia gloria. Grande successo mondiale. Comunque, ricordati che per cantare la canzone napoletana Che ci dire? vuole la carta d'identità. Pensavo che ci voleva la giacca. Bobby, Perché ci si dice presenti, un cantante giacca. Un cantante del jock. Poi ci loro. presenti i Sai. tuoi amici, i tuoi musicisti. Grazie, allora ancora una volta un meraviglioso applauso a un fenomeno, la mia Silvia Zaniboni alla chitarra, parte integrante del rock and roll del mio spettacolo, poi un grande uomo del ritmo, ragazzo, solo 23 anni ma maturità di uno di 60, Filippo Dalla Mañana alla sera. E poi, sempre con me, non si è ancora annoiato dopo 22 anni, Non è possibile. non si è annoiato il grande Marco Quagliozzi. Grande Detto Marco! la Quaglia. Grazie. Bene. E poi avrai in questa prima canzone Avrò anche l'onore di suonare con un meraviglioso musicista e con il sax tenore Enrico e al pianoforte. che farà una solo, come si dice in napoletano, un sax a dispetto. Sax a Un dispetto. sax a dispetto. Ah sì, Quando è bello. sfizioso. Bello, carino. Lui questo. lo sa. Benissimo. Grazie ragazzi. Il Ancora grazie palcoscenico- al Satirico e a Gianni Turco. Grazie. Bobby Ciao. Solo! Well, it's Saturday night and I just get paid. All of my money, don't try to save. Mama says go, go, have a time. Saturday night, baby, and I feel about it. I'm gonna rock it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna rip it up. We'll have a ball. I'm gonna rip it up and ball tonight. Oh, well, give me a dead and I won't be late. I'll pick you up in my 88. Shake it down by the social host. When it just started jumping, I will never rock it up. Well, I'm gonna shake it up. I'm gonna rock it up. Yes, baby. I'm gonna have a ball. I'm gonna rip it up and a ball tonight. Well, on about 10 levels flying high. Only gonna to hit the open sky. But I don't care if it's been my dog. Tonight I'm gonna be the one who is the dog. I'm gonna rock it up. Well, I'm gonna shake it up. I'm gonna rip it up. We'll have a ball, ball, ball. I wanna rip it up. Woo, and all tonight. Go, man.
my 88. Shaken down by the social hole when the judge started jumping. Well, I have a bone, I'm gonna rock it. I'm gonna shake it up. I'm gonna rip it up. Whatever, ball, ball, ball. I'm gonna rip it up. Will and ball and night. Come on, girl. I was flying high, what are you gonna do into open sky? But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be the one who is a dog. Shake it up, well I'm gonna rock it up, baby. Whatever, ball, 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 I'm gonna rock it up, well and ball tonight. Well, it's Saturday night and I just get paid. Fool about money, don't try to save. A horse to go every time. Saturday night, baby, and I feel fun. I'm gonna rock it up. Well, I'm gonna shake it up. I'm gonna rip it up. Woo! Whatever, boy. I'm gonna rock it up. Ain't gonna night. Grazie infinite. Ora per riposare un po' i trigliceridi faremo una dolce canzone napoletana del grande Fausto Cigliano che si chiama Una voce, una chitarra e O Pochelu. Una voce, una chitarra e un poco luna e che vochio per fare una serenata, per sospirare d'amore piano piano, parole dolci per un'annamorata, ti voglio bene tanto, tanto bene, lontana a te non posso più campare, una voce, una chitarra e un poco luna. E come dolce che sta serenata a bocca tua e s'accosta più vicino e tu ti stringi a me più appassionata con la chitarra e no fili le voci con te vicino canto e so felice amore non posso più scordarmi te.
c'è una chitarra e un poco luna, ma come dolce che sta serenata, avvocato e s'accosta più vicino, e tu ti stringi a me più appassionata, con la chitarra e non fili la voce, con te vicino accanto e so felice. Amore, non posso più scordarmi te, e te. Grazie, viva Napoli, I love those songs. E adesso, con grande piacere, una canzone che mi ha portato in giro per tutto il mondo, l'ho incisa in svariate lingue, anche se non capivo quello che cantavo, l'ho incisa in francese, Certain visage in larme, l'ho incisa in spagnolo, Una lacrima en tu vuelto, l'ho incisa in inglese, One tear on your face, l'ho incisa anche in tedesco, non è stato facile, Eine Träne unter tausend, ma io la canterò in italiano secondo lo stile del Cavalcanti e il Guinizelli, e lei che ha fatto la quinta liceo lo sa cosa sto dicendo. La canzone si chiama Da una lacrima sul viso. Grazie. Una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'ha svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi mai, come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te, che te, oh che te, che te.
Bacioni a tutti da me e ai miei ragazzi. Grazie. Grazie Bobby. Grazie a te Gianni. Allora ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Canzoni d'autore che come ogni settimana ospita miei amici, colleghi, artisti, musicisti, arrangiatori, ma oggi ho una grande musicista, una grande autrice, una grande cantautrice che ho il piacere di presentarvi. Sentite in sottofondo le sue note, tra l'altro suona il piano in una maniera meravigliosa, e lei è Mariella Nava. Benvenuta Mariella a Ciao, Canzoni d'autore. bentrovati Ciao. tutti. Bentrovati tutti. Ti posso fare un baciamano perché io a una signora della musica, guarda, mi va di salutarti così. Senti, È un onore per me. Senti Mariella, noi abbiamo poco tempo perché la tua storia è talmente ampia, vasta, che bisognerebbe avere 2 o 3 puntate per dirla tutta, però io voglio fare un riassunto partendo dal tuo primo pianoforte. Mi hai raccontato che tu ti avvicini alla musica, però il primo pianoforte era per tua sorella e non per te. Sì, sì. Quindi Non era questa stato c'è una acquistato cosa in famiglia particolare. per me. Non era previsto per me, no, era previsto per mia sorella, però poi lei non si è appassionata, diciamo, molto. Sì? Cioè, le piace moltissimo la musica, però allo studio del proprio classico, come richiedeva lo strumento, Sì. no. E quindi a quel punto mi ci Mariella sono appassionata io al posto suo. piccolina si avvicina ai tasti del pianoforte, comincia a suonare, comincia a studiare, ma un bel giorno si accorge che oltre a suonare il pianoforte ha questa grande dote di scrivere queste meravigliose canzoni, no? Sì, diciamo che mi completava anche il fatto di ultimare, cioè quando la giornata si completava con il tramonto, io mi dovevo Sì. completare con gli esercizi miei, inventati da me proprio, cioè le scale, gli arpeggi, le sonatine, però anche qualcosa che mi veniva, che sgorgava dalla mia fantasia, Dalla insomma, tua dal mio fantasia. mondo. E così nascono le tue prime canzoni. Sì. La prima cassettina che hai spedito, perché a quel tempo credo che Morandi. c'era questa, a Gianni Morandi. E non credevo C'era che fosse ancora lui musica quando su- sì, c'erano le i cassettine, mi ricordo che spedivamo. era il 1985 Esatto. e mi ricordo che avevo scritto una lettera mettendo il numero di telefono di casa, perché non Sì, c'erano sì, i sì. cellulari all'epoca, e non credetti quando lui mi telefonò e disse: ma sei tu quella che mi ha spedito una cassetta? Pensai fosse uno scherzo, perché c'erano alcuni amici a cui avevo raccontato di aver spedito la cassetta, Sì, quindi ho sì. detto, questo sicuramente è un mio amico che mi sta tirando una burla. E invece, anche perché era bravissimo a imitare, e invece era proprio lui. Rimasi un attimo così basita, sei tu veramente o no dall'altra parte? E lui dice, pronto, sono Gianni, ma sono Gianni veramente, pronto, E questa canzone, sei Mariella, Questi figli, no? Sì. Si chiamava Questi figli, giusto? Questi Era una figli, canzone, questi. si intitolava Questi figli, Sì. una splendida canzone. E poi invece continui a scrivere tantissime canzoni fino a che arriva Come mi vuoi, Come mi che vuoi, ti perché canta un grande artista come Edoardo De Crescenzo. Crescenzo. La richiesta mi arrivò sempre per telefono da Mara Maionchi, che si Ah, occupava Mara all'epoca, Maionchi, si sì, occupava proprio di lui, della sua direzione artistica. Doveva mandare, dopo che aveva già partecipato con Ancora, una bellissima canzone, doveva tornare al festival e quindi disse: Mariella, scrivi una canzone Edoardo De Crescenzo, alla sua maniera. Io ci provo, mamma mia, che compito che ho, che mi hai assegnato. E poi E invece nacque- ti è riuscita una canzone bellissima, al punto che dopo Edoardo De Crescenzo Mina l'ascolta, Eh sì, l'ascolta la dalla sua riprende, voce, se ne innamora. la e- ricanta, la rimette in un suo album e quindi è 2 volte un successo questa Assolutamente sì, perché quando Mina tocca diventa tutto oro, no? Con la sua... canzone. E quando tu tocchi il pianoforte, me la ricordi? E dopo De Crescenzo E e ce la Mina, ricordi e ce la fai difficile, sentire. Come mi vuoi, posso fare tutto
inventare un trucco come mi vuoi. Se ti spendo un fiore poi mi chiami amore, come mi vuoi. Distratta, un po' incosciente, banale ma divertente, violenta. Dimmi se va bene, se non si rallenta. Come mi vuoi, strana, disonesta e anche un po' maldestra. Come mi vuoi, compro le tue idee, ma dammi quel che resta. Come mi vuoi, serena, intelligente, magari un po' insolente, mi arrendo, ma ancora non ti prendo. Lo trovo, vedrai, se ci provo, deve esserci un modo per giungere a te, al tuo meccanismo, al tuo interruttore, corrente alternata, ma sento che c'è. Io cerco, mi informo e poi mi trasformo, ma aspetta che torno, non sono più me. Amore ghiacciato, è un po' complicato. Avrai la tua formula e dimmi quale. Che brava Mariella, che canzone stupenda, brividi veramente. Grazie. E poi vengono diversi festival di Sanremo nel 91, però quello ce lo teniamo un attimino per dopo. Lo lasciamo lì perché c'è, quello è il pezzo forte, no? C'è sempre un cavallo di battaglia in ognuno di noi che insomma cavalchiamo la scena. Ma tu c'hai un esercito di cavalli da battaglia, perché sono tutte belle. Grazie a tutti i grandi che mi hanno cantata. E grazie a te che scrivi queste meravigliose canzoni. Allora, 91, poi festival torni al festival. Voglio parlare del 99 perché c'è un evento storico. Vince il festival Anna Oxa con Senza Pietà, Senza Pietà, e c'è un suo ritorno, si presenta con un nuovo look, eccetera eccetera, quindi vince, ma Mariella Nava vince il premio come migliore musica. Aiutami a ricordare, ma mi ricordo molto bene, come giuria demoscopica. Qui ti aggiungi anche il premio della giuria demoscopica, quindi la vincitrice effettiva, terza classificata, terza classificata del festival, ma la vincitrice effettiva sei tu, perché ti è stato riconosciuto un insieme di premi. Insomma, con la canzone bello. Era il primo anno di presentazione da parte di Fabio Fazio. Ecco, presentava Fabio Fazio, era il 1999, è vero. E la canzone era Così è la Così vita. è la vita, difficile mettere in 4 minuti tutto quello che accade nella vita. Lo so, è così è la vita. Così è la vita che ci sospende, con i suoi segni inconfondibili, il suo cuore palpitante e il nostro sangue che si rapprende. Così è la vita che ci riguarda, con i suoi giorni imprevedibili, un dolore che non ritarda, una spia luminosa si accende. Così è la vita generosa, come un altare agli occhi di una sposa, con i suoi vivi binari di scambio e noi i suoi pezzi di ricambio. Così è la vita che ci riprende dalle speranze che disattende, tentazioni, Ave Maria,
cielo che si stende. Così è la vita, amore mio, e tu che mi cammini accanto, raccoglila, trasforma in un sorriso questo pianto. Così è la vita, amore mio, tu fammi grande questo tempo, sollevami, tu dammi forza, tu dammi cemento. Così è la vita e ci sbatto la testa, e noi a ballarla come una festa, noi vestiti per l'occasione. È una canzone, la 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 la. Questo è da standing ovation, perché questo è un brano che a me piace tantissimo. Grazie. E questo è uno dei casi in cui al Festival di Sanremo accadono delle cose strane, no? Quando il pubblico, quando sente la classifica, si alza in piedi e non è contento magari a volte delle succede posizioni. Perché spesso. questo pezzo meritava veramente Al Festival di Sanremo ecco. succede spesso, ma Succede spesso. il miracolo della musica è che poi c'ha un potere magico di arrivare lo stesso, oltre le classifiche, oltre le decisioni, è vero. oltre le cose non ponderate, diciamo, no? Ma io non lo so, gli amici a casa sicuramente come me, questi qui, tutto lo studio, io ho brividi ogni volta che ti sento suonare e ti sento cantare, perché hai una splendida voce, i testi sono di una bellezza incredibile e le melodie anche. Ti ringrazio. E per chi come me scrive canzoni, insomma, dirti con tutto il cuore questa cosa è la pura sacrosanta verità. Io dico che non ho fatto niente, però è un dono, no? Quello dello scrivere, quello di poter tradurre in parole, in emozioni, ci viene dato, ci viene fornito, e poi noi dobbiamo solo accettarlo di buon grado e lavorarci sopra. Ecco, quindi il mio impegno è quello di lavorare e di usare la musica anche per portare una buona dose di bellezza, ecco, a chi mi sta di fronte, chi mi canta anche, come ho detto prima, chi vuole ascoltare questo tipo di proposta. Certo. Quello che dicevi tu è un problema di oggi per la musica, soprattutto nel nostro paese, cioè non si ascolta più, non si va a cercare, non ci sono più i sistemi per accertare cosa piace veramente al pubblico, se non il live. Vero. Cioè le radio impongono in qualche modo una sola musica, perché propongono quello che riguarda un po' il loro gusto, per altri business che possiamo sapere noi dell'ambiente. La TV ha altre esigenze, che sono quelle, insomma, di Auditel, quindi il personaggio, visibilità sulla visibilità, insomma, no? Per il richiamo. E quindi la proposta è univoca e il pubblico non sa più cosa. È un po' come quando andiamo a votare, ma non sappiamo più, non ci ascolta più nessuno. Non ci ascolta più nessuno. È un problema grave in tutti i E lo sai campi. che cosa succede, Mariella? Che non ascoltandoci più nessuno ci ritroviamo con le spalle al muro. Esatto. Che è così, lei mi ha dato un gancio per annunciare il prossimo brano, che è un altro capolavoro che hai scritto. È un capolavoro grazie a chi l'ha cantato e l'ha portato Renato al successo, perché insomma la voce di Renato Zero penso che sia stata basilare su questo quadro, e a lui che dobbiamo fare l'applauso, perché lui è riuscito a far entrare tutti noi esattamente in questa storia di anzianità. Ma la cosa bella, te la voglio raccontare in breve, che quando ho scritto questa canzone, lui mi aveva chiesto di scrivergli una canzone, io non sapevo di cosa scrivergli, perché insomma uno che aveva già cantato tante belle canzoni è difficile da servire, no? E tieni conto che era il 91, quindi muovevo i miei primi passi ancora, non ero certa di tutto il mestiere. E lui mi disse: pensaci che secondo me trovi qualcosa di buono per me. E quindi io osservai, insomma, una frase che diceva che l'unico sistema sicuro
per vivere a lungo è invecchiare. E quindi ho detto, allora perché ne abbiamo così tanta paura? Perché se ci va bene invecchiamo. E però abbiamo paura della vecchiaia, ci dobbiamo un po' cambiare la fisionomia, abbiamo paura delle rughe dei capelli bianchi, abbiamo paura dell'appesantimento, forse un po' anche delle pensioni che non arrivano. Però insomma dissi, no, quest'età va riscattata in qualche modo, con orgoglio. Sì. E nello scriverla a un certo punto arrivai al famoso inciso, ritornello vecchio, diranno che sei vecchio. E a un certo punto ho detto, ma non è che poi Renato mi dice, Anima, che hai mai scritto? Ne ebbi un po' paura da sola e la stavo quasi buttando via, questo foglio, Sì. questa prima parte di poesia. Però a un certo punto vedi che la vita ti dà delle indicazioni, degli indirizzi. Io ho visto che in quel momento mi hanno citofonato e ho detto, chi è? Ha un po' interrotto questo suono del citofono, ha interrotto la mia ispirazione, però sono andata a vedere chi fosse e non ho sentito nessuno. Ma dopo poco, sotto alla porta, sotto al portoncino di casa mia, hanno infilato un dépliant di una casa di riposo. E io l'ho preso come un segno positivo. Sì. Ho ripreso quel foglio che avevo lasciato a metà e ho continuato questa canzone. E poi E lì è la musica è andato che ti ha parlato. Eccola qua. Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vale 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più, no, no. E ogni male fa più male, tu risparmia il fiato, prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio, oh no, oh no, no, vecchio, mentre ti scoppia il cuore, non devi far rumore, anche se hai tanto amore da dare a chi vuoi tu, ma sei vecchio, ti insulteranno vecchio, la tua smania che sai tu,
vecchio sì, sei tagliato fuori, tu e le tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragioni non hai più, oh no no no. Vecchio sì, col tanto che faresti, adesso che potresti, non c'è di perché esisti. Perché respiri tu. Guarda un po', guarda qua che sorpresa, tutto lo staff di Mille Voci, tutto lo staff di Mille Voci. Grazie, grazie, grazie. Dalle poltrone. Ci hai commosso. Che ci stai dando. Meravigliosa. Dai, che sto piangendo. È commovente, veramente, è da brividi, Grazie a te, veramente. grazie per accogliere. Grazie Mariella. E come nella tua canzone, quello che ci frega però purtroppo è il tempo, ed certo. è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti di essere stata qui con noi a Canzoni d'autore, a Mille Voci. Ringrazio te Stefano, ringrazio tutti, ringrazio il pubblico, ringrazio voi, ringrazio per avermi dato un pianoforte, un microfono, un momento, grazie. Anch'io, posso? E ringrazio anche Gianni Turco che si sente da lassù, Grazie. eccolo, e l'appuntamento io spero che sia per il prossimo anno. Sì, tra un po' c'è grazie, grazie. C'è un'anteprima e poi anche un album in lavorazione nuovo. C'è quest'album in lavorazione di brani nuovi che sicuramente saranno sempre splendidi. Io spero di ascoltarli presto. Grazie. Anche qui a Canzoni d'autore. Grazie. E con questo ti riposso fare il baciamano? No, t'abbraccio proprio e ti bacio, guarda. Mariella Nava a Canzoni d'autore. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Grazie Mariella. Grazie. Ma chi l'avrebbe detto? Questo mondo è sotto un tetto di perplessità. Qui si fa di tutto pur di cancellare il volto della verità. Vite a mezza strada tra un dolore e una risata che si inseguono. Noi davanti all'attimo fuggente siamo tutti senza età. Cambierà, è la vita che va, mentre noi siamo qua abbracciati a un miracolo. Cambierà, tutto viene da sé, quasi senza un perché, questo è il grande spettacolo. Cambierà, per guardare più su, ogni giorno di più, nell'immenso dell'anima. È un respiro profondo, è il respiro del mondo che si affanna con noi. È il respiro del vento, l'altalena del tempo che ci dondola. Cambierà, cambierà, se cambierà.